Com'è la situazione? Come la definirebbe? Pesante, nel senso che, come ho sempre detto, noi faremo quello che siamo in grado di fare. Sicuramente questo comporterà un rallentamento e anche una demotivazione nella gente che lavora all'interno degli uffici. Questo è inevitabile e di questo la gente deve essere, secondo me, perfettamente consapevole. Nuovo grido d'aiuto della Procura della Repubblica di Treviso al Ministero, organico all'osso, tempi delle indagini rallentati, una missiva a maggio, una seconda ieri del procuratore della Repubblica Michele Dalla Costa che si è incrociata, beffa delle beffe, con una lettera da Roma che annunciava l'ennesimo trasferimento. Se tra i magistrati un terzo dei posti è attualmente scoperto, anche tra gli amministrativi è emergenza. 50 i posti previsti, solo 35 gli effettivi, un numero destinato a breve a calare ancora. Il magistrato promesso per dar manforte alla procura sul fronte Veneto Banca ancora non si è visto. Finora di magistrati non abbiamo ancora nessuno. Il magistrato se ne occupa, è stato parzialmente esonerato dal carico di lavoro ordinario. Abbiamo per fortuna una buona collaborazione del comando provinciale della Guardia di Finanza, che ha dato dei militari in grado di aiutare il magistrato a valutare le denunce che sono pervenute, quindi noi facciamo quello che possiamo fare. Nel frattempo rincara il Parlamento sforna leggi senza preoccuparsi dell'apparato che deve applicarle. Non c'è la volontà di far funzionare il sistema giustizia.